Buonasera a tutti, benvenuti all'Analisi, nuova puntata oggi con gradito ospite nei nostri studi, quello che possiamo definire ex direttore amministrativo della ASL di Olbia, Giorgio Tidore, benvenuto. Giorgio Tidore è dimissionario, per questo ho detto ex, questa nostra chiacchierata partirei proprio da questo aspetto, no? Questa sua decisione di andare via da Olbia. C'è chi ha ipotizzato contrasti interni, in particolare con una parte della direzione, ma ce lo dica lei, perché ha scelto di andare via dalla ASL ora? Beh, le motivazioni sono di diversa natura. Sicuramente la più importante è perché è stata una proposta indecente, insomma, nel senso che io che sto concludendo la mia carriera in sanità, chiuderla al top, e per top intendo l'azienda più grande della Sardegna, tanto per stabilire un ordine di misure, insomma. Stiamo parlando della SL8 di Cagliari. SL8 di Cagliari. L'azienda sanitaria di Olbia ha un bilancio di circa 230 milioni di euro l'anno. Su Cagliari ha 1 miliardo di euro di bilancio, insomma, oltre che 7.000 dipendenti, 7 strutture ospedaliere, insomma una di quelle complessità dove un po' intriga cimentarsi, insomma, soprattutto alla fine del ciclo, diciamo così, produttivo. Quindi diciamo che per lei è una sfida, allo stesso tempo anche un riconoscimento professionale, niente polemiche quindi all'interno, smentite? Diciamo nel normale dialettica che si deve per forza sviluppare all'interno, perché insomma le diversità di opinioni sono sempre gradite, perché sia un confronto costruttivo. Certo. Gliela giro così, non è che dietro questa sua decisione c'è anche il fatto che il futuro della ASL di Olbia è in forse, vista la riorganizzazione in atto? No, per 2 ordini di motivi. Primo perché il riordino del sistema sanitario regionale non comporta necessariamente la scomparsa dell'attuale classe dirigente, saranno nominati nuovi manager al quale possono concorrere tutti. Quindi il fatto che scompaia Olbia, al quale io mi sento legato, oltre che da un fatto di lavoro, anche da un fatto affettivo. Io sono residente in questo territorio da oltre 10 anni, l'ho scelto come diciamo, la mia residenza di elezione, ecco, e quindi amo questo territorio, questa realtà e non capisco per quale motivo deve essere esclusa, insomma, al di là di ogni qualsiasi polemica. Mi spiega come che siete riusciti a ridurre i costi della gestione nonostante un aumento del personale, poi scrivete anche che i servizi sono rimasti più o meno inalterati, cioè, che tipo di alchimia avete utilizzato in un momento in cui tutti se la prendono con la spesa sanitaria? Sì, infatti credo che quando saranno ufficializzati i dati di tutte le altre aziende, l'ASL di Olbia sia tra le poche, non dico l'unica, ma tra le pochissime che andrà a presentare un bilancio che in nero, in attivo, che rappresenta, esatto, una totale inversione di tendenza rispetto agli ultimi esercizi e forse rispetto anche alla tendenza generale in Sardegna. L'azione essenzialmente si è svolta per delle scelte precise di campo. La prima è stata quella di una razionalizzazione e una priorità sulle spese, senza far mancare diciamo così, senza non alimentare in modo corretto le filiere produttive. Cioè, cosa avete tagliato in concreto per riuscire a arrivare a questo risparmio? Beh, per esempio siamo riusciti a ottimizzare la spesa del personale, e mi spiego. Tra i dati positivi che andrà a esporre il bilancio d'esercizio 2012 c'è quello che è un significativo calo, almeno da quando sono arrivato io sono arrivato qua il 9 di giugno del 2011, avevamo 302 interinali, e al 31/12/2012 ne abbiamo 148. Tutti sanno, insomma, è notorio che il costo di un interinale è superiore a quello di un dipendente diretto, diciamo. Certo. E questa è stata la prima manovra. Poi si è, diciamo,
termine taglio è un termine antipatico che tutti vedono in negatività. Diciamo che alcune spese che riguardavano il personale sono state ottimizzate, soprattutto per quanto attiene la parte accessoria. Forse c'era un ricorso eccessivo a alcuni istituti contrattuali, ma sono stati razionalizzati. Poi per quanto riguarda gli approvvigionamenti, siamo passati da una realtà che su un complessivo di circa 30 milioni l'anno di costi che si sosteneva per l'acquisto di materiali e di beni di consumo interno, ci trovavamo a fine esercizio con una giacenza di 5 milioni di euro, che voleva dire che c'era un sovradimensionamento di quello che era il fabbisogno annuale. E abbiamo cercato di sfruttare al massimo, scusi che spengo il solito cellulare. Ne approfitto nel frattempo per chiederle questo, perché non sempre i tagli alle spese insomma, si concretizzano poi in qualcosa di utile per i cittadini. Mi viene in mente così la questione dei pasti, ad esempio, no? Con i pasti che arrivano da un catering che opera al di fuori della Sardegna, insomma i giudizi degli utenti non sono stati eccezionali, lì probabilmente avete risparmiato, però ci avete perso, come dire, in qualità. Ma succede anche questo? Quando ci si imbarca in procedure di evidenza pubblica, cioè in gare pubbliche accessibili a chiunque in possesso dei requisiti per poter accedere ad un contratto di fornitura nei confronti di una struttura pubblica, quello che arriva dobbiamo prendere, non è che possiamo fare valutazioni di merito circa la qualità. L'accertamento della qualità è un problema successivo e le posso garantire che tutti gli strumenti utili e necessari per verificare se la qualità del prodotto che a noi viene prestato dalla ditta che ha vinto l'appalto è corretto, se è adeguato, se è all'altezza della situazione, sarà oggetto del nostro esame e quindi anche di decisioni conseguenti. Non si può legare la dinamica dell'economia alle dinamiche della qualità dei servizi, soprattutto quando sono servizi acquisiti con gare di procedura di evidenza pubblica, insomma. Se fosse possibile andare sull'intuito persone, cioè non è consentito. Senta, vista dall'esterno, dal cittadino, la sanità oggi è tanta burocrazia e servizi che spesso non funzionano, che so, ci immaginiamo una ASL piena di impiegati, però poi quando uno va all'ospedale concretamente al pronto soccorso si trova di fronte a carenze di ogni genere, mancano i medici, mancano gli infermieri, sono le liste d'attesa che spesso sono insopportabili, si fa fatica a reggere il carico di lavoro, quello diretto al cittadino, e quindi c'è qualcosa da rivedere in questa programmazione dell'ente ASL. Sicuramente, anzi faccio un'affermazione forte ma veritiera, che è quella che l'azienda sanitaria numero 2 di Olbia è eccessivamente sovrastrutturata. Questa è stata una delle prime critiche che io ho mosso all'organizzazione, per la quale mi sono adoperato a dare risposte, cioè al di là delle chiacchiere, risposte concrete. Il problema del personale delle cosiddette line, pronto soccorso, che è uno dei servizi che dà più indicazioni sulla qualità percepita anche dal cittadino, l'unica risposta seria era quella di rideterminare la pianta organica, e l'abbiamo fatto nel settembre del 2011, per garantire stabilità a tutto il personale precario, perché è difficile comprenderlo, ma è estremamente difficoltoso reperire personale medico di professionalità adeguata per certe funzioni. Noi abbiamo fatto no, perché il posto precario la gente non te l'accetta, punta immediatamente, soprattutto i professionisti seri, quelli capaci, puntano ad ottenere un posto di lavoro stabile. E quando noi andavamo a dire guarda che ti facciamo un contratto da 8 mesi con serie prospettive di starci in un triennio entro il quale noi speriamo di poter sbloccare il problema dotazione organica e quindi rispettivi concorsi. Abbiamo avuto difficoltà perché la dotazione organica dell'ASL di Olbia, almeno per quanto attiene la rete ospedaliera, vessata a questo, tutti sanno insomma, che siamo stati molto contrastati. Però oggi è l'unica azienda in Sardegna, l'ASL di Olbia, che sta procedendo alla copertura di posti di organico vaganti con regolari concorsi pubblici per oltre 300 posti di lavoro. Siamo sicuri che Olbia non ci perderà in questo, chiamiamolo accorpamento, anche se non vogliono in regione che si parli di accorpamento, però a tutti gli effetti lo è, con Sassari? Ma guardi,
Perché lei aveva dichiarato quando si era praticamente insediato che Olbia poteva in qualche modo spezzare questo dualismo tra Cagliari e Sassari nella sanità. Esatto, perché le potenzialità di questo territorio e in particolare sulla sanità sono notevoli. Per una serie di 1000 motivi che ora non sto, né mi spetta elencare né voglio elencare, diciamo c'è stato un forte rallentamento sullo sviluppo di questi servizi. Probabilmente la vocazione di questo territorio era ben altra e grazie a Dio ha conosciuto qualche decennio di opulenza legata a un dinamismo economico di sviluppo che per esempio altre realtà della Sardegna non hanno avuto. Veda per esempio quella da cui provengo io, Nuoro. Allora qui l'attenzione si è focalizzata più su attività produttive che sui servizi. Vede per esempio Nuoro invece che non ha potuto avere uno sviluppo di tipo economico orientato per esempio al turismo e al terziario avanzato e ad altri tipi di attività tipiche di questa zona, i giovani si sono dovuti arrangiare e specializzarsi nei servizi pubblici, che era l'unica realtà, l'unica occasione di lavoro che poteva essere offerta. E dico che sviluppando questo settore, questo territorio ha un'alta vocazione, per 1000 motivi legati anche al fatto che c'è porto e aeroporto, è facilmente collegata con tutto il resto della Sardegna, a parte Sassari, ma mi pare certo, che ormai si sta ovviando a questo problema e quindi sono tuttora convinto che questa realtà ha grandi prospettive. Come vede la vicenda San Raffaele? Secondo lei ci sono speranze che questo ospedale, che fisicamente c'è, però poi nella realtà ovviamente non c'è? Guardi, qui posso esprimere solo un'opinione, con alcune considerazioni però concrete. La prima è che c'è una forte volontà, chiamiamola bipartisan per esemplificare il concetto, perché questa realtà riesca a realizzarsi. Però tra la sua realizzazione, cioè tra la volontà e la sua realizzazione ci sono grossi problemi, soprattutto di natura finanziaria, perché insomma gli ultimi provvedimenti governativi credo che non consentano con facilità l'apertura di una struttura così importante, perché qui non si tratta di fare un altro ospedale privato, qui si tratta di fare un ospedale privato con delle eccellenze, perché se no tanto vale che si dia sviluppo alle strutture pubbliche che esistenti. Comporta costi altissimi, immagino. Notevoli. Il problema centrale io penso che sia quello, oltre a alcune dinamiche legate al riordino della rete ospedaliera, che adesso non entrerò nel dettaglio perché diventerebbe troppo tecnico, io credo che ci siano anche grossi problemi sulla copertura finanziaria, perché una struttura di quel genere deve essere sostenuta da un budget importante, insomma. Che allo stato attuale mi pare non ci sia. Non sono in grado né voglio fare invasione di corsia, ma non credo che oggi il bilancio della regione consenta strappi di quel genere. Non credo, è una mia opinione personalissima. Io le faccio il mio migliore in bocca al lupo per il suo nuovo incarico alla ASL numero 8 di Cagliari. Ringrazio Giorgio Tidore per aver preso parte all'analisi. Grazie mille, buona serata a voi, noi ci risentiamo domani con una nuova puntata. Buonasera.